Il territorio presenta tante risorse, ci sono artisti, ma artisti che spesso hanno proprio bisogno di apparire, di farsi conoscere. Forse attualmente il problema dell'artista è quello anche di vivere una condizione, se vogliamo, isolata, nonostante ci siano tanti mezzi di comunicazione, sappiamo tutti a livello così digitale, i computer, i mezzi, però a volte anche in questa ipercomunicazione si soffre un po' di una condizione di isolazionismo, quindi io credo che qualsiasi forma di comunicazione che può a un certo punto anche dare visibilità, perché davvero ci sono tanti artisti che lavorano con produzioni interessanti che però non vengono alla luce, non emergono. Beh, il mondo dell'arte non è mai stato un mondo facile, però può essere una scommessa, può essere una sfida, può essere un desiderio di mettersi in gioco, di confrontarsi, in un'epoca in cui non esistono più forse delle correnti, dei movimenti, ma c'è, come dire, una cofusione, c'è una ricchezza, una multidirezionalità proprio di prospettive, di idee, può essere anche il momento di emergere se magari qualcuno davvero ha qualcosa di forte da dire, di urgente, perché l'arte parte soprattutto da un'urgenza espressiva. Allora Elisa Perry ha compiuto un percorso accademico, il suo maestro all'Accademia è stato il professore Igor Lecic. Elisa Perry si esprime, come giustamente dicevi, con il linguaggio proprio astratto, con il linguaggio informale. La sua è una pittura, come dice il titolo stesso della mostra, di stati d'animo. Linee e colori raccontano i flussi, i pensieri interiori, le emozioni. Ecco, è Elisa stessa in una sua biografia a dirci quanto il sentimento, l'emozione, la condizione sua del momento determini poi questo flusso proprio di colore che si esprime in pennellate rapide, spesso vorticose, con dei giochi in superficie molto significativi e che, ripeto, narrano proprio questi passaggi interiori, questi suoi stati d'animo. Quindi credo che al di là di una riconoscibilità, perché non sono mappe figurali riconoscibili, c'è proprio il racconto di una sua condizione che poi lo spettatore può leggere e interpretare come crede. Tu sei un artista che ama molto il linguaggio astratto, ma queste opere come nascono da un lasciarsi andare all'emozione, quindi l'istinto, o c'è anche qualcosa di calcolato e misurato? Allora, la maggior parte delle mie opere comunque nascono sì da un'emozione o comunque da un qualcosa di istintivo. E l'unica opera, diciamo, un po' più ragionata o comunque un po' più concettuale è dal titolo Torneremo a respirare, dove ho utilizzato alcune mascherine usate da pittore e appunto colori e segni. Tu esponi da ormai più di 10 anni, anche se sei molto giovane. E com'è stata fino adesso la vita di un artista che cerca di affermarsi? Questa è una bella domanda, nel senso che allora non è facile, nel senso che bisogna comunque darsi da fare, continuare a dipingere e io sto continuando, insomma è una gran passione che ho e continuo ad avere e continuo a crederci, insomma poi chissà dove mi porterà. Certo è che finora, sì, se devo essere sincera, non è che mi abbia dato da vivere, ecco questo, infatti io mi sono sempre comunque data da fare, ho sempre avuto altri lavori che non c'entravano nulla, insomma, con l'arte, però insomma continuo sempre a fare, quindi sì, è anche un messaggio che vorrei poter dare a chi ha questa passione, di continuare a crederci, continuare a fare, ecco insomma. E questa città sappiamo può offrire molto, Vittorio Veneto ha una grande vocazione artistica. Noi qui siamo in un palazzo storico, siamo in piazza Flaminio,
Qui dove ci troviamo ora era proprio un ex convento, infatti si vedono anche questi lacerti, diciamo, di affreschi di epoche precedenti. L'arte contemporanea qui è un'occasione duplice, diciamo, per vedere quindi il linguaggio di un'artista contemporanea che quindi lavora nei termini dell'astrazione e dell'informale, però nello stesso tempo c'è la possibilità quindi anche di godere di uno spazio fisico storico davvero unico, ricavato all'interno, diciamo, di un edificio comunale, perché siamo in un palazzo proprio del comune di Vittorio Veneto.